Ciao, sono Elisa, sono di Vicenza e ho 18 anni. Andavo a scuola e l'ho lasciata. Ho provato a mandare il curriculum a aziende che cercavano, però non avendo nessuna esperienza lavorativa e neanche un diploma, non era molto funzionale, insomma. Il primo colloquio che ho avuto con Elisa si inserisce all'interno della cornice del servizio di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. Elisa raccontava di aver sbagliato scuola, di aver fatto una scelta errata alla fine della scuola media. Vorrei raccontare un elemento significativo che è emerso sin da subito durante gli incontri con Elisa. Ha delle mani molto molto curate e delle unghie coloratissime e perfette, e quindi mi sono chiesta quali potessero essere le competenze trasversali che lei aveva sviluppato attraverso questa passione. Essendo che avevo altre passioni in cui serviva comunque manualità e occhio, e secondo lei il corso per orafi era anche adatto a me. Ho fatto un corso GOL, quindi dove avevo un tot di ore da fare, pratiche, e dopo avevo pure la sicurezza e informatica, più incluso avevo pure 3 mesi di stage. Per Elisa sono stati offerti diversi servizi perché è stata presa in carico inizialmente dal servizio di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, ma poi sempre legato a questo servizio è stato attivato un tirocinio per minore, quindi comunque la ragazza è stata seguita nelle fasi di promozione, attivazione e monitoraggio delle esperienze di tirocinio ed è stata successivamente avviata a un percorso di politica attiva all'interno del progetto GOL. Cesar è l'ente di formazione di Confartigianato Vicenza. Il centro per l'impiego ha facilitato la presa in carico dell'utente da parte dell'ente, fornendoci tutte le informazioni che vanno al di là di quelle che magari sono riportate nel database e che in qualche maniera ci aiutano a far sentire l'utente non un numero ma una persona. Penso di aver adottato un approccio accogliente e mai giudicante, specialmente nella fase in cui Elisa era entrata al centro per l'impiego come minore in dispersione scolastica. Molto spesso gli utenti si trovano in una situazione di destabilizzazione, non conoscendo le persone che le prenderanno in carico, e quindi è fondamentale ed è stato di fondamentale aiuto far sapere ad Elisa che eravamo in contatto con la persona che l'aveva seguita al centro per l'impiego e che quindi aveva una sorta di continuità e che l'avrebbe favorita e che l'avremmo accompagnata insieme a trovare una nuova occupazione. Le competenze che credo di aver messo in gioco sono competenze legate alla lettura delle competenze trasversali, delle soft skills della persona, che si sono sviluppate a partire dalla passione, dall'attitudine e dai talenti della persona stessa. Il centro per l'impiego mi è stato utile perché mi ha dato degli sbocchi che io non sapevo che c'erano e che dopo ho usufruito, e infatti io adesso lavoro ormai da un mesetto e mezzo e mi trovo bene. Ho imparato pure cose nuove e mi piace il lavoro. Beh, io lo consiglierei perché sotto il mio punto di vista mi ha dato una mano sia per cercare lavoro sia che per una formazione.